Venezia a pagamento, si parte dal 2023, il test delle prenotazioni sarà attivo invece da luglio. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 31 maggio 2022, la prima notizia di oggi riguarda la gestione del turismo. A Venezia dal 16 gennaio 2023 il contributo d'accesso da 3 a 10 euro a testa a seconda del giorno, ma appunto a partire già da quest'estate, da luglio, sarà attivo il test per le prenotazioni, una sperimentazione. La data esatta non è ancora decisa, ma si partirà con le prenotazioni che serviranno a rodare il sistema e il portale che a breve sarà presentato dal Comune di Venezia. Lo leggiamo sul Gazzettino di oggi, che dedica un'intera paginata a questa notizia, la decisione del Comune di Venezia e le dichiarazioni del sindaco Brugnaro, che dice il sistema sarà premiante per chi darà comunicazione dell'arrivo. Ce ne eravamo già occupati in passato su questo podcast, ve ne avevo già parlato, ma tornano nuovi dettagli attorno a questo tema, insomma una questione che da tempo è in discussione a Venezia. Non se n'era parlato più durante le fasi più dure della pandemia da coronavirus, oggi invece ormai la svolta è alle porte e allora leggiamo ci sarà un piccolo esercito di controllori agli ingressi e in giro per la città, nessuno sarà respinto ma pagherà una sanzione. Ancora la ragione di questa scelta è lo stop agli assalti. Col ritorno dei turisti a Venezia torna prioritaria la questione della gestione dell'accesso, il contributo dovrebbe scattare a gennaio. Ma la cosa più interessante del funzionamento di questa tassa, di questo contributo, ma anche delle prenotazioni che partiranno da luglio in fase sperimentale, è ovviamente chi riguardano, cioè chi dovrà pagare e chi dovrà prenotarsi. Saranno esclusi i residenti naturalmente nel Comune di Venezia e coloro che lavorano o studiano nel territorio comunale. Saranno esentati dal contributo anche i veneti, i cittadini residenti in Veneto, che però dovranno prenotare comunque la visita. Insomma, vedremo come proseguirà questa vicenda e quali saranno le reazioni di veneziani e turisti. Nel frattempo voltiamo pagina e parliamo purtroppo ancora una volta di sicurezza sul lavoro, una sicurezza che non c'è. Da Chiampo la notizia dell'ennesima tragedia sul lavoro. Leggiamo l'articolo di Benedetta Centin sul Corriere del Veneto, il titolo: Muletto si rovescia, muore il padre dei titolari della FMG. Ivano Farinon aveva 66 anni, è morto a Chiampo dopo essersi rovesciato con il muletto pesante che stava conducendo, finito oltre il ciglio della strada nel deposito interrato di pezzi e lastre di marmo. Sarebbe morto così ieri intorno alle 19:15 il padre appunto dei due titolari della ditta di lavorazione marmi FMG Shapes di via Fabbrica a Chiampo. I soccorsi dopo l'allarme sono stati tempestivi, ma purtroppo per Farinon, 67 anni da compiere ad agosto, residente nella stessa via, non c'era già più nulla da fare. Sarebbero stati fatali i traumi conseguenza dello schiacciamento. Farinon è la seconda morte bianca nel giro di soli 19 giorni in provincia di Vicenza, nonché la seconda morte bianca in sole 48 ore nella nostra regione, in Veneto, dopo quella dell'imprenditore in uno stabilimento balneare a Sottomarina ieri, o meglio l'altro ieri, morto schiacciato da una palma. Voltiamo pagina. La sanità, RSA protesta dei parenti, visite ancora limitate, il via libera della regione non viene rispettato. È una notizia che troviamo sui quotidiani del gruppo Gedi, riguarda il caso delle visite nelle case di riposo, nelle residenze per anziani che dovevano essere tornate alla normalità. C'era una circolare interna firmata dal direttore della sanità generale della sanità
Luciano Flor, che prevedeva le case di riposo riaperte alle visite dei parenti 7 giorni su 7, anche e soprattutto durante l'orario dei pasti, in modo da permettere ai parenti di poter aiutare e di poter visitare i propri cari. Insomma, questo doveva essere, ma invece, secondo la denuncia dei parenti, la maggior parte dell'RSA non ha recepito le indicazioni del DG della sanità regionale, continua a imporre visite di mezz'ora a settimana, in alcuni casi su prenotazione e a distanza. Non sono previsti soggiorni esterni per i degenti né la possibilità di brevi passeggiate, e quindi ieri un po' in tutto il Veneto è ripresa la mobilitazione dopo che nei mesi scorsi i parenti dei degenti si erano riversati in piazza per chiedere dignità per i propri cari e la possibilità di poter passare più tempo con loro. Questo in un articolo di Luca Preziosi sui quotidiani del gruppo Gedi. Moltissime le testimonianze delle famiglie che hanno preferito riportarli a casa. Insomma, un volantinaggio a Venezia nell'ambito della campagna nazionale promossa dall'Arci. Quella che viene descritta è una situazione insostenibile e soprattutto c'è un'osservazione, un pensiero che viene proposto. Perché queste regole? Perché le RSA non hanno ancora aperto e alle visite 7 giorni su 7? Perché non applicano ancora la circolare regionale? Ebbene, così nascondono le carenze di personale. Questo secondo il coordinamento nazionale dell'Arci, e anche secondo ANA, associazione veronese impegnata sul fronte dei diritti dei non autosufficienti, che si occupa del tema a livello regionale e nazionale. Parliamo sempre di sanità, ma sul versante politico c'è un'altra notizia sui quotidiani del gruppo Gedi: sanità, nella Lega scoppia il caso Bassano. Il vicepresidente leghista del Consiglio Finco mette nel mirino l'assessore alla sanità e al sociale, appunto Lanzarin. Sullo sfondo ci sarebbe la corsa per Montecitorio. L'articolo di Filippo Tosatto inizia così: una donna da 10 miliardi di euro, Manuela Lanzarin, l'assessore regionale alla sanità e al sociale, amministra un budget pari all'80% del bilancio veneto e nella lunga stagione della pandemia è stata l'alter ego di Luca Zaia, condividendone oneri ed esposizione mediatica, salvo ritrovarsi sotto attacco a Palazzo Ferrofini. L'articolo descrive in modo, minuzioso le varie correnti e la composizione, lo scacchiere, della Lega a Bassano. Ci sono una serie di nomi, ci sono retroscena, duelli, non si capisce bene dove sia la sanità, ma in fondo all'articolo troviamo qualche riga in cui si parla effettivamente di sanità, oltre alle rivalità interne alla Lega, e quindi si capisce che Finco, vicepresidente del Consiglio regionale, appunto leghista, avrebbe scatenato un'offensiva diretta ai vertici del servizio sanitario pubblico della pedemontana bassanese. Leggiamo così, si capisce, per mettere in difficoltà l'assessora Lanzarina, appunto sua compagna di partito, sua collega di partito. Servizio sanitario pubblico della pedemontana bassanese già nell'occhio del ciclone per i guai finanziari di Carlo Bramezza, il direttore generale dell'ULSS 7, scrive Tosatto, gravato da un debito monstre di 11 milioni con conseguente pignoramento di un quinto dello stipendio. Il riferimento è una notizia di qualche tempo fa che riguarda naturalmente il patrimonio personale e vicende personali del direttore generale dell'ULSS, Carlo Bramezza. E Zaia, informato dei focolai in consiglio da Alberto Villanova, qua di nuovo altri nomi, capogruppo della Lega in consiglio regionale, il governatore, ovvero il presidente della giunta regionale Zaia, è apparso dapprima incredulo e poi sconcertato. Che altro, il caso Vicenza spicca per le sue ripercussioni istituzionali, ma nella piccola patria serenissima l'approssimarsi della corsa al Parlamento accende tensioni un po' ovunque, né si limita al campo leghista. E poi c'è una citazione addirittura della Bibbia. Va bene, questo per quanto riguarda il retroscena della politica della Lega, che fa politica sulla sanità del Veneto. Voltiamo pagina, la crisi idrica, il Veneto è all'angolo, gli aiuti sono bloccati dall'idroelettrico, continua il braccio di ferro con Trento e il Trentino.
Ora viene tirata in ballo anche Terna SPA, perché cosa succede? Il Veneto vuole l'acqua degli invasi, ma le parole dell'assessore all'ambiente della provincia di Trento fanno capire che quello che è il vero punto nodale di tutta questa situazione della siccità e delle risorse per irrigare sono le centrali idroelettriche. Così scrive Enrico Ferro sui quotidiani del gruppo Gedi. Trento dice le risorse sono scarse e quindi preziosi. Andrea Crestani, direttore dell'AMBI, l'ente che coordina tutti i consorzi di bonifica del Veneto, spiega: sono disponibili a rilasciare acqua solo se si trova chi ripiana le perdite della produzione di energia elettrica. Insomma, vogliono Terna al tavolo i trentini per sbloccare l'acqua da mandare appunto alla regione del Veneto, che l'ha richiesta a causa della crisi idrica, appunto della siccità straordinaria che ha colpito il nostro territorio regionale dopo una primavera, un inverno particolarmente secchi, particolarmente poveri di precipitazioni. Un'altra notizia: il caso della conduttrice di TVA Sara Pinna durante il collegamento con Andrea Ceroni dopo la partita di Serie B Vicenza Calabria vinta Vicenza Cosenza vinta dai calabresi. C'è stato un collegamento appunto dallo stadio Marulla di Cosenza. La conduttrice di TVA ha fatto una battuta, diciamo, chiamiamola così, sicuramente infelice a un bambino tifoso del Cosenza, dicendo: verrete prima o poi tutti qui a cercare lavoro. Si è scatenata una bufera sui social e anche da parte della politica. Lei chiede scusa, parla di minacce di morte a lei e ai suoi figli. Il Gazzettino le dedica una pagina intera, ma i quotidiani del gruppo Gedi e il Corriere del Veneto addirittura le danno spazio con una intervista. Leggiamo il titolo su appunto i Gedi: conduttrice TV nella bufera, mi scuso ma non accetto le minacce di morte. Sara Pinna, volto di TVA nel ciclone per la replica al tifoso del Cosenza, mi hanno scritto che sgozzeranno i miei 3 figli, ho dato mandato al mio avvocato. E ci mancherebbe altro. La frase: tanto prima o poi venite tutti a lavorare qua. E allora il caso: al termine della partita dei play-out di Serie B del 20 maggio, che ha visto i calabresi battere il Lanerossi Vicenza 2-0 e i biancorossi retrocedere quindi in Lega Pro, il giovanissimo tifoso aveva commentato: Lupi si nasce. E Sara Pinna, conduttrice della trasmissione diretta biancorossa sull'emittente TVA, peraltro di origini sarde, aveva risposto: Magatti si diventa. Tanto verrete tutti in pianura a cercare lavoro. La conduttrice ha riconosciuto l'errore in modo chiaro e evidente, scrive in una nota l'emittente: scuse accettate dal padre del bambino e da alcuni gruppi di tifosi cosentini. Ma una lettera aperta diffusa dal padre del bimbo ha contribuito a rinfocolare la polemica. Lettera aperta a una conduttrice razzista: qualora nella propria terra mancasse lavoro non ci sarebbe comunque da vergognarsi a cercarlo altrove. La invito a visitare la Calabria, noi a differenza sua detestiamo i pregiudizi. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, noi torniamo a sentirci domani mattina.